Buonasera a tutti dal Palladio di Valdagno, da Dalla Valle Lucca, in diretta per la nona giornata di campionato Serie A2 Hockey Pista Girone A. Sta per iniziare il match di stasera dove la Y Sport di Valdagno incontra il Montecchio Precalcino. Ripresa la telecamera di Roberto Bauce, regia di Marco Zen e al mio fianco Leonardo Zordan. Il Montecchio Precalcino al sesto posto di classifica con 11 punti, arriva da una vittoria netta per 7-0 contro il Montebello, mentre la Y Sport Valdagno a 9 punti in classifica arriva da una vittoria per 3-2 contro il Requaro. Direttori di gara sono Scozia Adriano e Cucinello Agostino. Le formazioni: per il Montecchio Precalcino con il numero 53 Dal Santo Stefano, con il numero 6 Crovadore Thomas, con il numero 73 Dalla Valle Andrea, con il numero 7 Loguercio Matteo, con il numero 12 Carraro Gianni, con il numero 64 Pozzato Riccardo, con il numero 9 Pozzo Nicola, con il numero 8 Zanni Davide, capitano, con il numero 10 Català Adrià, con il numero 77 Tiella Filippo, allenatore Crovadore Michele. Mentre per la Y Sport Valdagno con il numero 25 Cunegati Giovanni, con il numero 2 Pasquale Enea, con il numero 3 Busato Alessio, con il numero 7 Cocco Mattia, con il numero 9 Valortigara Nicolò, con il numero 10 di Qui Giovanni Luca, con il numero 15 Giulio Checchetto, capitano, con il numero 24 Refosco Alessandro, con il numero 67 Nizzero Marco, con il numero 93 Crosara Pietro, allenatore Dario Rigo. Sì, dunque qui al Palalido è tutto pronto, si aspetta che le squadre si posizionano in campo, mentre gli starting 5 per il Montecchio Precalcino in porta Adrià Català, il numero 53 Stefano Dal Santo, Guercio, Capitan Zanini e Pozzo Nicolò, mentre Valdagno con in porta Checchetto, Pasquale, Crosara, Refosco e Cocco. Giù il gettone, è iniziata la partita con Capitan Zanini raddoppiato e il tocco dell'arbitro, pallina che ritornerà ancora in possesso della squadra allenata da Crovadore Michele. Tanto sul punto di battuta Loguercio che serve per Capitan Zanini, pallina per il numero 9 che adesso serve ancora al proprio capitano dietro porta, esce vincitore ancora adesso Stefano Dal Santo. Passaggio per il numero 7, il primo fallo di squadra ai danni del Y Sport Valdagno, e dunque quando mancano 11 secondi al termine del possesso pallina il Montecchio ha una punizione dal vertice alto della porta difesa da Giulio Checchetto, chiamata la distanza Dal Santo, che ora il tiro, la parata di Checchetto, prova a girarsi il capitano Zanini, niente da fare, riparte Valdagno con il primo possesso palla con Pietro Crosara, guarda, poi serve il numero 2 Enea Pasquale che adesso ha un po' di spazio, Mattia Cocco, il blocco di Pasquale, Cocco, poi pallina per Alessandro Refosco, Pietro Crosara, il taglio di Refosco servito, pallina dentro, la buona parata di Adri Català, ancora Valdagno sempre con Crosara, serve Alessandro Refosco e poi il numero 7 Mattia Cocco, pallina per Pietro Crosara, dietro porta da Pasquale, l'anticipo di Zanini, riparte con Dal Santo che adesso serve il numero 9 Pozzo, prova ad accentrarsi Pozzo, raddoppiato, poi serve dietro porta, sbaglia l'aggancio Loguercio, riparte Valdagno con Crosara, perde palla sulla pressione di Pozzo, serve adesso Loguercio, prova ad alzarsela, attento, una magia, il numero 7 ex Sandrigo, pallina che però ritorna in possesso della squadra di casa con Enea Pasquale,
che cerca un passaggio su Alessandro Refosco, pallina che passa, poi a lottare Refosco e Pozzo, alla meglio il giocatore numero 9 che fa ripartire il contropiede, a un 4 contro 3, pallina per Pozzo, sterzata, pallina messa dentro, non c'è la deviazione di nessuno, allora Valdagno può ricominciare a giocare con Enea Pasquale che pensa per il momento al tiro a terra. Refosco si continua a giocare, adesso signor Scorza ferma il gioco per un contatto su Alessandro Refosco, mentre resta a terra giocatore numero 24, adesso si rialza, pallina che ritornerà in possesso del Montecchio Precalcino. Luca, primi 2 minuti e mezzo, come stai vedendo le due squadre? Vedo un Montecchio aggressivo che prova da subito a trovare il vantaggio, ma un Valdagno che sta rispondendo bene. Parte Valdagno con Pasquale, per il neo entrato Alessio Busato, serve Mattia Cocco, si fa vedere dietro porta Crosara, servito in questo momento, poi Mattia Cocco, ancora Pietro Crosara dietro porta, marcato dal Santo, pallina fuori da Alessio Busato che prova a puntare Pozzo, poi serve ancora Pietro Crosara esce, c'è il taglio interessante, la stecca di Zanini a fermare l'azione di Valdagno, riparte adesso con lo Guercio, finta, poi ritorna sul piatto, va ora Pozzo per lo Guercio, per il momento finta la conclusione, poi tocca pallina da terra, riparte Valdagno veloce con Mattia Cocco, un potenziale 3 contro 3, il tiro di Cocco dal Santo a fermare tutto, la pressione, poi la deviazione di Crosara fuori di un nulla, si salva la formazione ospite che adesso riparte con dal Santo, la conclusione, la buona respinta di Giulio Checchetto, e allora Valdagno sempre con Mattia Cocco per Enea Pasquale, cerca un compagno, ritorna da Alessio Busato, il blocco, va Busato, palla per Crosara, ancora la stecca di Zanini a sporcare tutto per Valdagno, riparte il Montecchio con Pozzo per Capitan Zanini, ancora Stefano Dal Santo, l'ex Breganze, a scaricare palla per il proprio compagno numero 9, la buona uscita dal blocco di Tomba, pallina che però resta sempre in possesso, pallina in possesso di Montecchio Precalcino, con Pozzo sul punto di battuta che serve ora Stefano Dal Santo, pallina dentro per Pozzo, prova a girarsi, pallina a conclusione che non impensierisce Checchetto, riparte adesso Valdagno con Enea Pasquale che prova a buttarsi dentro, poi scarica per Crosara fuori da Busato, chiamano il tiro alla conclusione, pallina a lato, poi deviazione che stava per portare Mattia Cocco alla conclusione, ancora il numero 7 si accentra accompagnata Català, poi una volée di Crosara, respinge senza problemi il portierone di Montecchio Precalcino, ancora Mattia Cocco prova la conclusione, esterno della rete, ancora Mattia Cocco, lo Guercio a riportare sulla squadra sempre Capitan Zanini e ancora il numero 9 che adesso prova una sterzata, la stecca di Mattia Cocco a fermare la conclusione di Pozzo, riparte Valdagno un 3 contro 2 con Pasquale che si accentra, pallina per Crosara, il palo di Pietro Crosara, adesso riparte il fallo di squadra di Busato a fermare un potenziale 3 contro 2 per Montecchio Precalcino, vediamo qui il replay, 3 contro 2, il gancio di Crosara, l'incrocio dei pali a negare l'1-0 al giocatore valdagnese, mentre si riaspetta che Crosara si rimetta i guanti, si parte ora con Dal Santo, finta la conclusione poi deviata
da Busato, che dunque farà ripartire dal vertice basso Montecchio Precalcino, sempre Dal Santo sul punto di battuta, prova a battere veloce, Checchetto attento sul suo palo, adesso Lo Guercio che non trova un controllo pulito, il numero di Lo Guercio, pallina fuori, aveva fatto un numero d'alta scuola Matteo Lo Guercio, mentre Nea Pasquale si sistema la ginocchiera. Tanto sono già 3 i falli di Valdagno contro i 0 di Montecchio. Adesso Pasquale pallina in direzione di Català, riparte Zanini per Dal Santo, si fa vedere il capitano servito dal numero 53, ancora Zanini e Lo Guercio, prova a girarsi Lo Guercio, Checchetto sulla buona Veronica di Lo Guercio, poi a lamentarsi col direttore di gara. Ancora adesso Dal Santo prova un'altra schiaccia alla chiusura di Pietro Crosara, ancora Zanini per Dal Santo, Pozzo marcato da Pasquale, serve il Capitan Zanini per Lo Guercio, prova a girarsi, la buona chiusura di Busato che non gli permette la giravolta come in precedenza. Adesso è Dal Santo che sfrutta il blocco di Pozzo, poi non trova Lo Guercio e adesso riparte Valdagno con Pietro Crosara per Enea Pasquale. Il blocco di Crosara, si accentra Pasquale, Busato, pallina da Crosara, dietro porta da Pasquale, ancora Pietro Crosara, Busato che carica il tiro, lo prova, pallina al lato, non impensierisce Català, allora riparte Montecchio con Zanini che prova a centrarsi, due stecche valdagnesi a portargli via pallina, mentre ora è Dal Santo che serve Lo Guercio, non si accorge del passaggio, poi la stecca di Lo Guercio a non far ripartire un contropiede per Valdagno. Adesso Pasquale, il tiro di Pasquale, la respinta di Català in pantalla, ancora Crosara, tanto è rientrato Refosco, è uscito il numero 2 Nea Pasquale, Busato, serve il neo entrato Refosco, poi sempre per Pietro Crosara, prova a mettere dentro una pallina interessante, recupera Dal Santo, prova Dal Santo, la conclusione, la doppia respinta di Checchetto, prima su Dal Santo poi su Pozzo, passaggio rischioso di Pozzo, adesso servire ancora Matteo Lo Guercio per Stefano Dal Santo. Lo Guercio, Zanini, ancora Lo Guercio, la girata Lo Guercio, poi non passa sulla buonissima difesa di Mattia Cocco. Adesso riparte Valdagno con Crosara per Mattia Cocco, il rovescio deviato da Pozzo, fa ripartire il contropiede con Lo Guercio per Zanini, preferisce tornare indietro e giocare da Stefano Dal Santo. Dal Santo per Lo Guercio, prova a buttarsi dentro il 53, Lo Guercio lo serve dietro porta, prova, fa il giro della porta, il taglio, Pozzo, è 1-0 Montecchio Precalcino, ha segnato il numero 9, ha segnato Nicola Pozzo su una mezza dormita difensiva, lo serve Stefano Dal Santo, fa 1-0 il 9 che dunque di prima supera Checchetto, rivediamo qui, si dimentica l'uomo Refosco, gran pallina di Dal Santo di prima sotto il 7 imparabile per Checchetto, 1-0 Montecchio, il gol è di Nicola Pozzo e adesso Valdagno deve ripartire sotto di 1 a provare a recuperare una partita che in questi primi minuti non sta sicuramente giocando al meglio delle proprie potenzialità. Mattia Cocco per Pietro Crosara, prova ad accentrarsi Crosara, rovescio sporcato da un grandissimo Pozzo, sicuramente dopo il gol si
sarà caricato. Adesso Zanini ad allontanare una palla pericolosa, adesso Dal Santo, mentre a terra Zanini a lamentarsi con l'arbitro, voleva un fallo di Crosara, si dimentica la pallina, abusato il numero, fallo di squadra, aveva fatto un numero Pozzo, aveva lasciato sul posto 2 difensori, poi l'arbitro va a fischiare un fallo di squadra giustissimo. E adesso sempre dal vertice alto dell'area di rigore di Checchetto, una punizione dove Pozzo tocca per lo Guercio, la conclusione è bassa, spinge molto bene Checchetto. Crosara sullo Guercio, usa il fisico e l'esperienza, numero 7 che riesce a passare. È il fallo di squadra numero 5 di Valdagno, quando mancano 14:43 al termine del primo tempo, mentre deve entrare a pulire la pista. Si riprenderà tanto il replay. È entrato Dalla Valle con il numero 73 al posto di Capitan Zanini, è proprio lui a toccare palla per lo Guercio. Adesso Dalla Valle andrà dietro porta, prova a girarsi, la conclusione nel primo palo, pallina che si alza, era buona l'idea del neo entrato del Montecchio. Parte Mattia Cocco, che poi torna indietro, serve Alessio Busato, il blocco di Crosara, Busato prova a buttarsi dentro, fallo di squadra di Matteo Lo Guercio. È il primo per il Montecchio. Vediamo Re Fosco e Busato sul punto di battuta. Busato, possesso di pallina, serve Mattia Cocco, c'è un po' di spazio, sbaglia il mezzo controllo che non gli permette di andare alla conclusione, poi tenta una piccadigna Crosara, ma l'esperienza di un portierone come Català a bloccargliela con la stecca. Re Fosco, accompagnata dentro, Pozzo a bloccare il passaggio per Crosara. Lo Guercio, Dalla Valle, marcato da Mattia Cocco, raddoppiato adesso Dalla Valle, che riesce a mantenere il possesso della pallina. Dal Santo per Pozzo, il blocco di Lo Guercio, Pozzo serve Dal Santo, ancora il numero 7, prova il tiro, una mezza deviazione che stava per mettere fuori causa Checchetto, fortunatamente per Valdagno la pallina va fuori, e allora riparte ancora Valdagno con un'azione manovrata, prova a buttarsi dentro, Busato, la lamenta Dario Rigo, era davanti al portiere Busato, avrebbe anche potuto far continuare l'azione, mentre il signor Scorza preferisce fischiare il secondo fallo. E adesso è Busato e Re Fosco. Re Fosco, il tiro di prima intenzione, la parata di Adri Català. Dalla Valle, batte veloce Valdagno, adesso Crosara ha un 3 contro 3, Mattia Cocco marcato dallo Guercio, commette il fallo, lo spinge sulla sponda, Mattia Cocco vuole battere veloce, servito Crosara al taglio di Mattia Cocco, ok, adesso Valdagno rischia, ancora però Pietro Crosara per Busato, il blocco basso di Crosara, poi prova a buttarsi dentro, linea da Re Fosco, il tiro, non c'è nessuno davanti all'area, riparte adesso Dal Santo, finta il passaggio in mezzo per Pozzo, servendo poi Lo Guercio, ancora Dal Santo, il blocco di Dalla Valle, finta il tiro, la pallina dentro, interessante, buona la chiusura di Re Fosco, che adesso fa ripartire il contropiede. Re Fosco la traversa a negare l'1-1 a Valdagno, un altro contropiede
due difese che stanno lavorando, Luca, molto bene. Diciamo che il Valdagno non è molto fortunato in questa serata. Prima la traversa di Pietro Crosara, ora quella di Rifosco, a negare un pareggio secondo me meritato al momento. Speriamo, vediamo cosa deciderà di fare il Valdagno. Mentre Dalla Valle a servire Lo Guercio, il taglio di Dalla Valle per Dal Santo. Blocco di Lo Guercio, il taglio di Dalla Valle cercato da Dal Santo, non trova la pallina. Il 73 riparte Valdagno con il numero 7 Mattia Cocco. Il blocco di Refosco, sterzata poi Crosara, dentro la pallina, non se l'aspettava Refosco che non prova neanche a trovare l'impatto con la sfera. Adesso Crosara dietro porta di Adri Català a cercare i blocchi. Crosara, attento Català nel proprio palo, poi a buttare via una pallina che stava per diventare pericolosa. Adesso Valdagno riprenderà a giocare vicino alla sponda dove è stata lanciata fuori la pallina da Català, mentre esce Lo Guercio, entra Capitan Zanini. Mentre Checchetto era andato a pulire la propria visiera. Si può riprendere dunque con Refosco che tocca per Pietro Crosara al 93 a servire Enea Pasquale, carica il tiro Pasquale, non trova la deviazione giusta Alessandro Refosco. Adesso ancora Enea Pasquale per Refosco, i blocchi di Valdagno per cercare di liberare una conclusione. Si muove molto bene però la difesa di Montecchio. Adesso Crosara alla conclusione al lato, pericolosissima. Riparte Montecchio con Dalla Valle, prova a buttarsi dentro in mezzo a 4. Mattia Cocco ferma tutto, è un 2 contro 3 per Montecchio. Infatti esce molto bene la difesa di Crovadore. E allora deve ripartire Valdagno con un'altra azione manovrata, mentre esce Pietro Crosara, entra Nicolò Vallortigara, ora in possesso di pallina per Mattia Cocco, sterzata alla conclusione, la respinta di Adri Català, 2 contro 2 Dal Santo, velocissimo Dal Santo, poi la fisicità di Enea Pasquale a fermare l'avanzata dell'ex Breganze. Adesso Pozzo, mentre c'è il blocco irregolare di Dalla Valle. Mentre nel chiama time out la formazione di Dario Rigo. Sì, intanto Leonardo, vediamo che nelle altre partite sempre Serie A2 il Correggio 1-1 con il Trissino, mentre il Sandrigo è 0-1 per il Tiene, e da quelli di Castiglione la Serie A del Valdagno conduce 2-1. Sì, ora vediamo tante partite oggi perché ce ne abbiamo 3 in A1 e 3 nel girone A di Serie A2, mentre nel girone B il Forte dei Marmi sta pareggiando con lo Scandiano, anche mentre il Sarzana perde in casa contro l'Eboli. Che partita stiamo guardando, Leonardo, secondo te? È una partita sicuramente dove secondo me le squadre stanno ancora un po' studiando. Il Montecchio gioca più pallina, fa più possesso, cerca triangolazioni, cerca blocchi per conclusioni pulite, mentre Valdagno sfrutta i contropiedi che riesce a avere, anche se Montecchio difende molto bene e Valdagno quando inizia a manovrare troppo pallina inizia a risultare un po' lenta col gioco senza impensierire troppo Adri Català, mentre riparte ora Valdagno con Mattia Cocco per Nicolò Vallortigara, ancora Alessandro Refosco, ne ha Pasquale, Dalla Valle in pressione alta, Mattia Cocco, poi pallina per Vallortigara, l'anticipo di Pozzo che fa ripartire la propria manovra offensiva servendo Capitan Zanini. Dalla Valle,
Ancora Zanini per Dalla Valle, servito poi Stefano Dal Santo, che ora ha un po' di spazio. Dal Santo carica la conclusione, raso terra in spagnola a dir di no. Checchetto è un 3 contro 2, la vila pantaglia di Adri Català a bloccare l'accompagnata nel primo palo di Re Fosco, mentre ora cade a terra Zanini. Per l'arbitro non c'è fallo, ma irregolarità di gioco commessa dal numero 8 toccando pallina da terra. Riparte Valdagno con Mattia Cocco, il blocco di Pasquale il Velo, poi ancora Mattia Cocco per Re Fosco, Nicolò Vallortigara. Servito poi ancora il numero 24 che ha un po' di spazio, accompagnata dentro, deviazioni. La parata poi adesso Vallortigara cerca una piccadigna col guantone Adri Català a dirgli di no. Ancora adesso Valdagno con Re Fosco, si accentra, pallina per Vallortigara, si fa vedere Mattia Cocco, preferisce tornare indietro da Enea Pasquale che carica il tiro, la conclusione, la deviazione di Vallortigara, pallina che schizza, dunque riparte Montecchio, disturba Pasquale che riesce a recuperare palla, adesso è un 3 contro 3, ritorna velocissimo il gol di Enea Pasquale, l'accompagnata che sorprende Adri Català, e dunque quando mancano 7,57 al termine il pareggio di Valdagno con Enea Pasquale accompagnata che non lascia scampo a Català. Rivediamo qui il contropiede lanciato da Re Fosco, il blocco centrale di Vallortigara, l'accompagnata a Català la battezza fuori, pallina che si insacca alle spalle del portierone. Tiro intanto di Dal Santo, la respinta di Checchetto, adesso Dalla Valle prova a tirare, la parata di Checchetto che poi chiama attenzione da parte della propria difesa. Adesso Vallortigara a lanciare Pasquale, prova dentro, pallina, aveva cercato uno stop d'alta scuola a Re Fosco che però non gli riesce. Riparte ora Dal Santo, il blocco di Dalla Valle, preferisce tornare indietro da Zanini. Zanini si pallina dentro per Dalla Valle, conclusione di prima che trova la buona respinta di Giulio Checchetto. Ancora Valdagno con Mattia Cocco, prova a buttarsi dentro Cocco, la conclusione nel primo palo, Català non si muove e allora riparte Montecchio con il raddoppio su Zanini che poi serve Dal Santo, non trova Dalla Valle che deve andarsi a prendere la pallina in sponda, servendo ancora Dal Santo, poi Pozzo un po' di spazio, prova ad accelerare, preferisce rallentare, giocare sotto gamba, fallo di Dalla Valle in mezzo all'area, mentre Valdagno protesta con il signor Scozia per aver buttato via pallina, mentre Io stavo vedendo un Valdagno che crea molto, Leonardo, crea molto e si muove bene, cosa dici tu? Sì, Valdagno che comunque soprattutto nei contropiedi li fa molto bene, magari con il gioco manovrato è un po' più in difficoltà, però è una squadra che sta mettendo in difficoltà il Montecchio e adesso però deve continuare come sta giocando con triangolizzazioni, e occhio perché il Montecchio batte veloce con Dalla Valle che va a commettere fallo di squadra qui, una steccata involontaria di Re Fosco su Dalla Valle che era scivolato in precedenza e aveva falciato alla poco meno il calcio Re Fosco. Pallina che sarà nuovamente in possesso di Valdagno con i falli di squadra che si torna in parità 5-5. Pasquale per Mattia Cocco, serve Alessandro Re Fosco,
Ancora Pasquale, il passaggio impreciso, e allora recupera Zanini che serve dalla valle, si prova a girare sempre dal Santo, c'è un po' di spazio, finta la conclusione. Adesso è Zanini per Pozzo, mentre i cambi, esce Capitan Zanini, entra il numero 6 Crovadore Thomas, infrazione di 5 secondi. Allora Valdagno che potrà avere una punizione nella zona nell'angolo basso della porta difesa da Adria Català, con Busato e Vallortigara sul punto di battuta. Il fischio dell'arbitro, in possesso ora il numero 9 che fa il giro dietro porta, prova a girarsi, Pozzo non commette fallo, con una buona chiusura difensiva, impreciso il passaggio di Dalla Valle. Allora Valdagno può ancora manovrare con Enea Pasquale che carica la conclusione, la finta, la deviazione su una pallina alta che stava mettendo in difficoltà Català, mentre si riprenderà il gioco vicino al cancelletto, no, sì, con Pozzo che tocca per Dal Santo, per Lo Guercio, il tocco dell'arbitro, pallina che sarà ancora in possesso della formazione allenata da Michele Crovadore, con proprio Thomas Crovadore sul punto di battuta. Tocca per Dal Santo, Crovadore, c'è un po' di spazio, Crovadore non riesce a far partire la propria conclusione, adesso è un 3 contro 2 con Busato. Valdagno perde ancora un tempo di gioco e allora deve ripartire a manovrare l'azione con Re Fosco. Pallina per Vallortigara, poi si muove bene Pasquale, non servito dal proprio compagno. Adesso Busato, c'è un po' di spazio, conclusione, a cercare una deviazione, la respinta di Català fa partire un contropiede dall'altra parte con Stefano Dal Santo che alza troppo il mirino, pallina alta sopra la porta di Chicchetto. Allora si riprenderà dal vertice basso con Valdagno che no, con Montecchio, dunque secondo, no, ingaggia 2. Do Guercio e Busato sul punto di battuta, la meglio il numero 7 che però involontariamente lancia un contropiede per Valdagno, con ora Re Fosco, prova a girarsi e Fosco serve Busato, la chiusura del numero 9, c'è un po' di spazio, Thomas Crovadore, pallina che non è entrata, attraversa linea, clamorosa attenzione dall'altra parte, Pasquale finta il tiro perdendo però un tempo di gioco, avrebbe potuto provare a rientrare. Occasione grossissima per Montecchio con Thomas Crovadore. Sì, si salva il Valdagno su questo tiro, sfortunatissimo per il Montecchio, diciamo. Vediamo qua il replay, ha fatto una giocatona sterza su Re Fosco, poi pallina che batte, attraversa linea ma non è entrata. Deve stare attento il Valdagno su questi contropiedi del Montecchio, perché il Montecchio ha delle buone stecche e lo sta facendo vedere. Sì, abbiamo visto che comunque il gol ma anche questa azione sono nate da errori difensivi valdagnesi. Valdagno deve stare forse anche un po' più attento in difesa, mentre si riparte con Català che tocca per Stefano Dal Santo, serve poi Matteo Lo Guercio, marcato da Alessandro Re Fosco, dietro porta per Crovadore. Crovadore prova a girarsi, c'è un po' di spazio, se lo prova a prendere, rovescio, pallina al lato ancora, Thomas Crovadore che in 2 minuti forse ha creato più dell'intero Montecchio, tanto una pallina di Pasquale che stava per diventare pericolosa, l'anticipo di Pasquale è un 3 contro 2, va all'Ortigara, non riesce a girarsi, poi di taglio la mette alta Re Fosco, batte veloce Dal Santo per Lo Guercio, c'ha lo spazio, la parata in pantalla di Giulio Checchetta a dir di no al numero 7 ex Sandrigo,
E allora Come dicevo Leonardo, Montecchio non perde un secondo e parte subito col contropiede, sempre molto pericoloso. sì, abbiamo notato come Montecchio batta velocemente le punizioni mettendo in grossa difficoltà la formazione di Dario Rigo. Ora con Crovadore per Dal Santo, mamma mia, pallina che piano piano si stava per infilare alle spalle di Checchetto, ma fortunatamente per Valdagno si salva. Ora Pozzo dall'altra parte, il gol più che meritato ha segnato il Montecchio Precalcino, ha segnato Thomas Crovadore. Allora la terza è quella buona, ha avuto due occasioni il numero 6, alla terza trova il gol del momentaneo 1-2 per Montecchio Precalcino e parte un 3 contro 2 gestito alla perfezione. Gol che è bellissimo, imparabile per Giulio Checchetto. E allora adesso si ritorna sul Sì, 2-1. difesa in ritardo del Valdagno e ha concesso troppo spazio. Sì, abbiamo visto come quando Valdagno fa errori Montecchio sia subito lì pronta a punirlo. Allora adesso con Di Qui Giovanni appena entrato, Re Fosco, serve Luca Di Qui Giovanni, ex Trissino alla prima stagione con la maglia valdagnese. Busato prova a prendersi, prova a puntare in velocità la chiusura di Montecchio. Allora adesso ancora con Refosco, pallina dentro, non trova l'aggancio il numero 10, riparte dal Santo, non trova il tunnel per la buona chiusura di Busato, riparte Pietro Crosara, prova ad andare in velocità Crosara lungo sponda, passa a Crosara, pallina per Refosco, la mette al lato il numero 24 di Qui Giovanni Busato. Chiama lo schema Dario Rigo, buon adesso Re Fosco, serve Busato, prova Busato, carica il tiro, la deviazione di Loguercio, poi il più lesto di tutti è Puzzo che fa ripartire il contropiede, velocissimo il numero 9 a seguire Crovadore, poi a terra Puzzo insieme a Busato e Valdagno riesce a conquistare pallina con Crosara che serve il numero 3 quando è iniziato ora l'ultimo giro di lancette. Busato, Crosara, la chiusura di Pozzo, poi ancora Crosara, prova ad alzarla, non trova l'impatto finale con la pallina, ancora Crosara a recuperare la sfera, Crosara, la finta Crosara, strozza troppo, non riesce a far partire il contropiede dall'altra parte. Lo Guercio, serve in ritardo il proprio compagno e ora può ripartire Valdagno, ultimo minuto intensissimo qui al Palalido con Di Qui Giovanni, la mezza piroetta Di Qui Giovanni, c'ha spazio, prova a puntare Di Qui Giovanni, Picadinha chiude Català, riparte Lo Guercio, vediamo se Montecchio terrà pallina o se proverà ad andare in porta con Dal Santo che tiene lì la pallina. E dunque probabilmente il primo tempo si conclude con questa deviazione di Loguercio sul tiro di Dal Santo. Finisce così il primo tempo qui al Palalido col Montecchio avanti 2-1. Dalle altre piste sempre di A2 il Sandrigo sta pareggiando col Tiene, il Correggio perde in casa contro il Trissino nel girone A, mentre nel girone B Forte dei Marmi è avanti 2-0 sullo Scandiano, Sarzana ha pareggiato 2-2 sull'Eboli. Nella Serie A1 il Trissino vince in casa 6-1 col Breganze, Bassano 4, Grosseto 0, mentre a Castiglione il Valdagno è sempre avanti 2-1 e dunque si conclude così il primo tempo.
Tutto pronto per iniziare, Leonardo? Sì, è un secondo tempo sicuramente dove Valdagno deve trovare quel guizzo in più, perché a far gol a un portierone come Català non è mai facile. Vediamo cosa ha fatto coach Arrigo in questi minuti di Sì, spogliatoio, se gli ha dato qualche dritta, qualche suggerimento. mentre si ricomincia subito con Mattia Cocco a impensierire Català, riparte il contropiede con Crovadore Thomas che non riesce a passare su Re Fosco. Serve poi Mattia Cocco un po' di spazio, prova a prenderselo ma preferisce ritornare a giocare indietro da Crosara. Serve poi il numero 2 Enea Pasquale. Re Fosco sbaglia il primo controllo, riesce poi a recuperare pallina, va via su Crovadore, passa, prova una picadigna, attentissimo sul primo palo Adri Català a fare adesso Dal Santo per Crovadore. Prova ad andare il numero 6, la buona chiusura di Pasquale, Mattia Cocco, ancora il blocco, Cocco prova ad accentrarsi, non trova soluzioni, occhio al taglio di Re Fosco, in pantaglia non riesce a dar forza e allora ferma tutto Català, mentre Valdagno rischia con un 3 contro 2 per Montecchio. Fortunatamente la pallina è fuori e allora può ricominciare a giocare la formazione di Dario Rigo con Mattia Cocco. Blocco di Vallortigara, Cocco sul rovescio, pallina fuori, la deviazione con i pattini di Adri Català. Adesso è Enea Pasquale che prova a buttarsi dentro ma Pozzo blocca tutto, pallina che sul tentativo di conclusione di Re Fosco viene, se vogliamo dire, parata dal pattino di Dal Santo. Allora Valdagno può ricominciare a giocare sempre con Re Fosco, la stecca di Dalla Valle a bloccare il passaggio, mamma mia, cosa si è divorato Enea Pasquale. Questo, Luca, sarebbe stato nel fantacalcio, si avrebbe potuto mettere un assist alla sponda, perché No, qui Enea si è proprio giocato un gol, era suo quel gol lì, no? Si sarà strappato metà capelli della testa dopo questa mangiata che si è fatto. allora adesso punizione per Montecchio con Crovadore che tocca per Dal Santo, il buon intervento di Mattia Cocco, poi Valdagno che si dimentica pallina ma Re Fosco a riprenderla, far ripartire, blocca tutto Dal Santo. Adesso Re Fosco, pallina dentro, non trova la deviazione giusta all'Ortigara, pallina che poi si impenna, diventa pericolosa ma riesce a ripartire Crovadore, poi sterzata, pallina per Pozzo, tenta il sottogamba, la chiusura di Mattia Cocco, risulta la panchina valdagnese. Ottima Ora chiusura di Mattia su questo sottogamba. Re Fosco prova la giravolta con conclusione la stecca di Dal Santo a salvare Adri Català. Riparte adesso Dalla Valle, ne ha Pasquale un 3 contro 2, Pasquale finta la stecca di Dal Santo a bloccare tutto, poi occhio perché sulla pressione Dal Santo riesce a portare via pallina, si divora il 3-1 Dalla Valle. E allora adesso Valdagno che prova a ripartire, ancora Dalla Valle in pressione altissima, numero 73, non c'è niente, riparte Valdagno 4 contro 3. Mattia Cocco, il tiro di Mattia Cocco, adesso Crovadore, serve Dal Santo veloce subito per Pozzo, Dalla Valle prova al rovescio, addossa il corpo di Re Fosco che poi chiama Vallortigara a riprendersi quella pallina lì. Mattia Cocco, dentro il gol di Mattia Cocco, la deviazione, l'autorete di Pozzo, il gol che probabilmente verrà assegnato al numero 7
il grandissima azione, una palla recuperata gli incentiva Re Fosco ad andare, vediamo qua come Re Fosco chiama il pressing di Vallortigara, poi pallina da Mattia Cocco, la deviazione di Pozzo, il gol del 2-2 e dunque adesso si ritorna tutto in parità dopo 5 minuti di gioco, poco meno, tanto Vallortigara dietro porta, serve Mattia Cocco, il numero 7 adesso marcato da Pozzo, ne ha Pasquale, il blocco di Re Fosco, la finta di Pasquale, adesso spazio Pasquale, la parata se l'aspettava lì Adri Català con la manona a dir di no, ancora Vallortigara, poi non riesce a trovare l'impatto con la pallina per servire Mattia Cocco, lo serve in un secondo momento Mattia Cocco, un po' di spazio, Cocco le finte, la buona Pasquale, la finta di tiro, serve poi Re Fosco, un po' di spazio per Valdagno in questi momenti con Re Fosco, serve Pasquale, prova a usare il fisico, pallina sbagliata da Pasquale, riparte ora dalla Valle, serve Pozzo, ora il numero 9 prova a scendere in fascia, si riparte ne a Pasquale, pallina per Re Fosco, palla dentro, Vallortigara non trova l'impatto con la pallina, lo Guercio farsi sentire col fisico, parte ora il numero 7, il buon rientro di Re Fosco, adesso è Pozzo. Sì, gli hanno tante occasioni per il Valdagno, ma poco precisione sotto porta. Sì, manca forse la fame che fa la differenza in questi momenti, la fame di fare il gol. Tanto adesso è dalla Valle, la chiusura in pantaglia, riparte Valdagno con Re Fosco, preferisce non lanciare Vallortigara. Adesso è Mattia Cocco, mentre doppio cambio, prepara il doppio cambio Dario Rigo, di cui Giovanni e Crosara, esce Vallortigara che poi si getta a terra, tanto Re Fosco, serve Luca di qui Giovanni, appena entrato il numero 10 per Enea Pasquale, pallina sporcata dalla Valle, secondo l'arbitro è stato invece Re Fosco, tanto adesso la conclusione debole di Dal Santo, riparte Mattia Cocco in mezzo a due, Cocco in pantaglia ancora Adri Català, poi si dispera Mattia Cocco perché aveva fatto tutto bene, gli manca l'ultimo appoggio, quello decisivo, non trova il gol del vantaggio. Allora adesso è Lo Guercio dietro porta a fare un po' rifiatare i propri compagni di squadra, pensa a una piccadigna, gli butta via la pallina a Checchetto e allora si riprenderà dal vertice basso della porta difesa da Checchetto con i 45 secondi che si riazzerano e adesso un nuovo possesso palla per Montecchio Precalcino con Lo Guercio per Stefano Dal Santo, pensa alla piccadigna, poi prova a buttarsi dentro, occhio perché la pallina resta lì, più resto di tutti è Mattia Cocco, un 3 contro 2 per Valdagno, Mattia Cocco aspetta, serve Re Fosco, ancora Adri Català, un altro però errore di Valdagno poco preciso in questo inizio di secondo tempo, dopo il gol del 2-2 Valdagno un po' sprecoso, intanto Pozzo fermato, riparte un altro 3 contro 2, Mattia Cocco fermato da Dalla Valle, può ripartire adesso Montecchio 3 contro 2 dall'altra parte con Dalla Valle, rigore, l'intervento giudicato irregolare di Enea Pasquale, dunque a 17:34 dal termine ci sarà rigore, vediamo il replay, il 3 contro 2, pallina dentro, l'abbraccio, la stecca di Pasquale sul braccio di Dalla Valle, per l'arbitro è rigore sacrosanto e allora tanto esce Enea Pasquale, entra Pietro Crosara, vediamo l'incaricato sarà Stefano Dal Santo, che con la maglia del Montecchio Precalcino è 1 su 2 i tiri di rigore, adesso andrà a sfidare
Giulio Checchetto con il piatto. Il 53ex Breganze si prepara, aspetta il fischio di Scozia. Arriva ora la conclusione, la rete alla sinistra di Giulio Checchetto, è nuovo vantaggio Montecchio Brecalcino, è 3-2 il gol di Stefano Dal Santo, che dunque porta nuovamente in vantaggio la formazione verde bianca. Qui vediamo l'esecuzione perfetta alla sinistra sotto l'incrocio dei pali, imparabile per Giulio Checchetto, e dunque adesso Valdagno che dovrà cercare il nuovo pareggio che riprende adesso Valdagno con Di Qui Giovanni. Dal Santo a utilizzare l'esperienza, serve Lo Guercio, carica la conclusione al lato di un nulla, la sassata di Matteo Lo Guercio, riparte Valdagno con Refosco Crosara, poi aspetta Refosco, aveva messo una grandissima pallina al 93, non trova l'impatto Refosco. Ora adesso Valdagno a manovrare palla con Mattia Cocco, il blocco di Pietro Crosara, ma Mattia Cocco poi preferisce ritornare da Refosco, pallina dentro, Pozzo con la stecca a bloccare tutto, poi dietro porta per Dalla Valle, occhio perché tenta una piccadina, la chiusura di Giulio Checchetto, e ora Valdagno può ripartire con Di Qui Giovanni, preferisce aspettare Di Qui Giovanni per provare a buttarsi dentro, fallo di squadra dato a Montecchio Brecalcino. Adesso Di Qui Giovanni sbaglia l'aggancio, Mattia Cocco, riparte Lo Guercio, serve poi Stefano Dal Santo. Dal Santo, pallina dentro per Lo Guercio, sbaglia ancora l'aggancio Teo Lo Guercio, non in seratissima il 7 di Montecchio. Adesso però Lo Guercio lancia Dalla Valle davanti a Checchetto, il gol di Andrea Dalla Valle che dunque fa 4-2, un altro errore valdagnese fa ripartire il contropiede lanciato da Lo Guercio, il gol di Dalla Valle, e dunque siamo 4-2. Vediamo il replay, lancia Lo Guercio il contropiede davanti a Checchetto, gancio nel primo palo, pallina bassa che carambola dentro. Sì, Leonardo, il Valdagno che teme i contropiedi di Montecchio, perché il Montecchio sui contropiedi abbiamo visto non perdona. Sì, è una squadra che sa fare male e lo ha dimostrato ancora una volta con Dalla Valle, dunque si porta sul doppio vantaggio. Adesso Valdagno deve trovare un cambio di marcia per provare a riaprire una partita che sicuramente non è chiusa, si sa nell'hockey le partite non finiscono mai, però la squadra di Dario Rigo Sì, deve 15-56 alla fine è un tempo lunghissimo, si sa, un'eternità. e quindi Valdagno deve rialzare la testa, perché fino adesso ha fatto una buona partita, deve però essere più preciso sotto porta e trovare quello che fino ad magari ora la gli è fiammella mancato. che riaccende la speranza. Adesso si aspetta che il Montecchio rientri in pista dopo il time out chiamato da Dario Rigo, time out che Valdagno deve cercare di uscire meglio rispetto a Montecchio, anche se tanto Crosara marcato da Lo Guercio dietro porta, prova a usare il fisico, Crosara riesce a portare avanti pallina, poi la schiaccia col pattino sulla balausta, dal regolamento non è consentito, e allora Dal Santo per Pozzo, un po' di spazio se lo prende Pozzo, Lo Guercio, Di Qui Giovanni in anticipo. Allora adesso è Mattia Cocco, un po' di spazio da Refosco, infatti lo serve andare il 24, serve poi Mattia Cocco, il blocco
Pietro Crosara fuori da Mattia Cocco, terza Cocco, spazio, tiro addosso a Dal Santo, riparte il 53 per il capitano Zanini, poi ancora è Dal Santo, ora Capitan Zanini prova a cercare lo Guercio, parte Valdagno, un 2 contro 2, Re Fosco, c'è Di Qui Giovanni, buono lo scarico di Qui Giovanni, Crosara non riesce ad alzare la pallina e allora si resta sempre sul 4-2 con Valdagno che spreca ancora. Intanto il settimo fallo di Montecchio pre-calcino, ancora una volta commesso da Matteo Lo Guercio. Sì, 7 falli Valdagno, 7 falli Montecchio. E parte adesso Mattia Cocco per Pietro Crosara. Mattia Cocco, il blocco di Crosara, Mattia Cocco poi perde per il momento la pallina, la recupera Re Fosco, serve il fantasista valdagnese Pietro Crosara, adesso un po' di spazio, prova a mettere dentro la pallina, qui Giovanni sbaglia ancora il controllo, ancora tanto adesso con Crosara nel primo palo, la buona chiusura di Adri Català. Riparte Stefano Dal Santo, va ora Dal Santo dietro porta, serve poi fuori Pozzo, ancora Pozzo, Valdagno che prova ad alzarsi un po' in pressione, adesso Lo Guercio, serve Pozzo, a terra Dal Santo, Zanini ancora per Dal Santo, Pozzo, Lo Guercio gira a 3, adesso la formazione di Montecchio, intanto la buona parata di posizione di Checchetto fa ripartire il contropiede di Valdagno con Di Qui Giovanni dietro porta alta e schiaccia, non trova la conclusione e allora ancora una volta Montecchio a ripartire con tanto a terra adesso Lo Guercio, la grandissima parata di Giulio Checchetto, si salva Valdagno, poi il fallo, gioca veloce Valdagno, si lamenta adesso, l'arbitro ferma un potenziale contropiede pericoloso, qui chiama la calma, va a spiegare le dinamiche a Re Fosco con dove Mattia Cocco era stato per terra dietro porta, adesso Valdagno che effettua un cambio, esce Alessandro Re Fosco, entra Alessio Busato, Valdagno che gioca con Busato, il blocco di Crosara, provava Busato in velocità, due stecche, poi Busato, pallina dentro, ferma tutto Pozzo, Lo Guercio pensa a un secondo per la conclusione, poi ora Dal Santo, mentre si prepara un cambio anche Crovadori Michele, vuole pescare dalla propria panchina, tanto Valdagno riparte con Di Qui Giovanni per Pietro Crosara, Pietro, serve Mattia Cocco, un po' di spazio, Cocco non tira, preferisce servire Di Qui Giovanni, ora Di Qui Giovanni dietro porta, fa il giro, non c'è un suggerimento di un compagno, allora Busato sbaglia l'appoggio su Pietro Crosara, recupera Matteo Lo Guercio, Calcino che riparte con Zanini che serve Lo Guercio dietro la porta di Checchetto, il giro della porta, poi serve Stefano Dal Santo, Zanini, ancora Zanini mentre effettuato il cambio per Montecchio, entra Carraro Gianni, adesso è un 4 contro 3 per Valdagno che sbaglia ancora una volta, adesso riparte Dal Santo, la conclusione è alta, ma Valdagno che sta sbagliando troppo in questi minuti di partita, non riesce a trovare passaggi giusti, allora prova Valdagno a giocare con un giro a 3 con Crosara che serve adesso Busato,
prova a puntare Crosara in velocità, le finte, si dimentica anche Crosara della pallina, poi Carraro una pressione molto attiva sul numero 93. Vediamo Sì, Leonardo Valdagno che però non riesce a trovare una conclusione di... che possa mettere in difficoltà Català. Sì. Tanto Carraro dietro porta, poi serve Dal Santo e ancora Puzzo. Carraro, Puzzo, poi scivola, si rialza, serve ancora il numero 53. Adesso è Puzzo, serve Carraro, raddoppiato da Di Qui Giovanni e Crosara, ma riesce a risultare vincitore del contrasto. Poi vince anche un duello, mentre adesso il giallo sventolato a Luca Di Qui Giovanni, giallo che non aiuta sicuramente Valdagno. No, non aiuta sicuramente. Le lamentele, si sa, portano al giallo, ormai lo sappiamo, non bisogna farle, bisogna accettare quello che dice l'arbitro e si deve andare avanti. Mentre sul punto di battuta è Carraro e Zanini, che in questo momento il capitano. Tanto ultimi 3 secondi al termine dei 45 con Zanini che fa riportare, consegna Plina Valdagno. Adesso è Mattia Cocco per Busato, a terra Di Qui Giovanni, in area niente per il direttore di gara. E adesso è Mattia Cocco per Pietro Crosara, prova a puntare Crosara, pallina dentro per nessuno, è uscito dall'altra parte Di Qui Giovanni, non riesce ad agganciare la pallina Stefano Dal Santo. Allora riparte Valdagno con il solito Pietro Crosara, dietro porta da Di Qui Giovanni, poi la scarica al 93. Adesso prova a uscire Crosara, a mettere dentro una pallina alta, ma il solito Stefano Dal Santo a bloccare tutto, poi sbaglia il passaggio. Valdagno adesso con Mattia Cocco, Busato, ancora Busato, pallina dentro per Mattia Cocco, alza, schiaccia in pantaglia il solito Adri Català a dir di no. Valdagno che non riesce a trovare la via del gol, anche per i meriti di un portierone come Adri Català. Tanto occhio Crosara, Ottimo intervento di Crosara, ottimo. un po' di spazio Crosara, il tiro, ancora Stefano Dal Santo con il corpo a negare la conclusione a Pietro Crosara, mentre esce Di Qui Giovanni, entra Enea Pasquale. Valdagno adesso che deve provare a cercare la via del gol anche con la conclusione dalla distanza di Enea Pasquale. Eccolo qua, in questo momento in possesso di pallina il numero 2, serve Mattia Cocco, il blocco basso, Cocco un po' di spazio ce l'ha, conclusione centrale, prata di posizione di un super Adri Català. Adesso riparte con Zanini per Dal Santo, pallina dentro col corpo, Cocco blocca Zanini e allora adesso Pozzo per Carraro, ancora Capitan Zanini, prova a buttarsi in mezzo a due, Zanini con una ruletta riesce a prendersi anche un fallo importantissimo. E allora quando mancano 8:14 al termine, Valdagno è ancora sotto di 2 contro il Montecchio, i falli siamo 8-8. Adesso Zanini sul punto di battuta, serve Stefano Dal Santo, Pozzo per Carraro, ancora Dal Santo, Zanini, ancora Zanini, Dal Santo, poi fermato dalla stecca di Busato, si prova a alzarsi in pressione Mattia Cocco, poi Pasquale non riesce a prendere la pallina, scadono i 10 secondi, allora Mattia Cocco scivola quasi, ma riesce a mantenere il possesso di pallina. Ora Enea Pasquale per Pietro Crosara,
Alessio Busato, il blocco di Crosara con la stecca, ci arriva lo stesso Gianni Carraro e allora Valdagno che gioca dietro porta con Mattia Cocco, Pietro Crosara ne ha Pasquale, la conclusione di Pasquale al lato, poi Adri ad allontanare pallina. Busato con Nea Pasquale, il tiro di Pasquale, ancora l'ennesima parata di un super Català. Adesso Crosara prova a trovare il rovescio, accompagnata, deviazione che non riesce a superare ancora l'estremo portierone. Allora è Crosara dentro, Mattia Cocco non trova la pallina, poi ancora Pietro Crosara per Busato, il tiro, la conclusione, Carraro che poi crolla su Enea Pasquale, ancora Busato, il tiro, la deviazione, ancora Català. Adesso Valdagno sempre con Crosara per Pasquale, poi pallina fuori da Pietro Crosara, manca il giocatore dentro da fare da attaccante puro, tanto il nono fallo per Valdagno, mentre vediamo dalle altre piste i risultati, con il Sandrigo che perde in casa per 1-5, il Correggio che è ancora sotto stavolta per 3-1 sul Trissino, e il girone B, il Forte dei Marmi prova a scappare sullo Scandiano, il Sarzana ribalta sull'Eboli. Nelle piste di A1 il Trissino dilaga ormai con un tranquillissimo 9-1 sul Breganza, il Bassano è avanti sul Grosseto per 5 reti a 2, mentre a Castiglione la squadra valdagnese di Chico Mascaregnas conduce per 1 rete a 5. Tanto quando qui al Palalido mancano 6 minuti e 12 si accende anche la lucetta rossa nel totem della formazione di Dario Rigo. Valdagno che sta sprecando un po' tanto. Ma sì, Valdagno che spreca molto, poco preciso nel finalizzare le sue azioni, però negli ultimi minuti è in pressing, sta pressando moltissimo e negli ultimi minuti li ha passati tutti davanti ad Adria Català e ci sta provando in tutti i modi a riaprirla, insomma. 6 minuti e 12 alla fine, Un'eternità. tempo ce n'è, vediamo cosa succede. Dal Santo per lo Guercio che riesce a girarsi, servendo poi ancora a Stefano Dal Santo, la pressione di Busato, riesce a recuperare pallina numero 3. Adesso è Pasquale che con calma si riprenderà a giocare con Busato che tocca per Pasquale, è Nicolò Vallortigara, serve poi il numero 2 Pasquale, il blocco di Busato, Pasquale preferisce tirare, legge tutto Stefano Dal Santo, allora riparte il Montecchio Brecalcino con Andrea Dalla Valle, la buona chiusura di Busato che poi sulla sponda non riesce ad uscire vincitore con la pallina. Adesso ancora Dal Santo per Puzzo, ancora il numero 53, serve il numero 9 Puzzo, poi pallina sullo Guercio, prova ad anticipare Vallortigara, non riesce, raddoppiato lo Guercio, pallina che sarà valdagnese con Pasquale che serve ora a Nicolò Vallortigara, la chiusura di Stefano Dal Santo, allora riparte ancora Montecchio Precalcino con Puzzo, Valdagno che prova ad alzare la pressione, adesso Dalla Valle il giro dietro porta, poi non riesce a trovare lo Guercio, ancora Dal Santo, serve lo Guercio con la porta di Checchetto spostata, ora Dal Santo per Puzzo, può puntare in velocità, preferisce tornare indietro da Dalla Valle che serve Dal Santo e la conclusione, la parata con la manona
di Giulio Checchetto, mentre l'arbitro ferma il gioco per permettere di sistemare la porta al portiere capitano valdagnese. Vediamo di chi sarà la pallina. Un ingaggio a 2. No, pallina che ritorna nel possesso di Montecchio Precalcino con Lo Guercio dietro porta. Serve Dal Santo. Lo Guercio raddoppiato, Mattiacocco dietro porta in pressione. Adesso Puzzo per Dalla Valle. Ancora Puzzo. Il velo di Lo Guercio, deve ripartire Valdagno, un 4 contro 3 pericoloso con Mattiacocco, rovescio nel primo palo, pallina fuori. Buona il tentativo di Mattiacocco, non trova però lo specchio della porta, mentre entra ora Re Fosco, sbaglia il passaggio a Mattiacocco, contropiede con Lo Guercio che carica la conclusione, pallina alta fuori di nulla. Adesso riparte Valdagno, 2 contro 1, Re Fosco va all'Ortigara, la parata poi ancora Re Fosco, sbaglia a servire il giocatore numero 24, e allora adesso può ancora ripartire, ma sbaglia ancora Montecchio. Adesso Re Fosco, la conclusione, pallina al lato, non c'è nessuno a deviarla. Lo Guercio per Dal Santo, serve Puzzo, per l'arbitro non c'è fallo, e allora è Matteo Lo Guercio. Ancora Dalla Valle, finta il passaggio, poi serve dentro Lo Guercio, non passa la pallina, la allontana Pasquale quando mancano 2:40 al termine della partita. Adesso è Dal Santo che prova ad andare in velocità su Vallortigara, poi sterza, recupera palla, adesso deve andare Pasquale dentro la pallina, la trattenuta di Lo Guercio non ravvisata dal direttore di gara. Adesso ancora Valdagno, la pallina dentro, non trova l'impatto, ancora Nicolò Vallortigara. Adesso Mattiacocco, i patti di Matteo Lo Guercio a non far partire la conclusione, mentre Dario Rigo dice a Valdagno di continuare a crederci. Adesso è Stefano Dal Santo, pallina per Lo Guercio, mentre si prepara anche Marco Nizzero. Dal Santo per Puzzo, sfrutta il blocco di Lo Guercio, Puzzo poi in velocità su Mattiacocco, ancora il numero 9, eccolo qua, 10° fallo a 1:45 al termine. Le proteste dei giocatori e della panchina valdagnese, fatto sta che quando manca 1:45 Valdagno adesso Montecchio Brecagino adesso ha l'opportunità di andare sul +3, mentre ancora le proteste di Mattiacocco e Pasquale, ma la decisione di Adriano Scozia è il 10° fallo, allora ci sarà il tiro diretto. L'incaricato è Stefano Dal Santo. Sì, ancora una volta Stefano Dal Santo nel dischetto. Vediamo Giulio Checchetto, si prepara. Comunque dai 7:40 parte Dal Santo, preferisce puntare Dal Santo, il gol di Stefano Dal Santo che probabilmente mette in ghiaccio la partita a 1:41, il gol del +3, punizione impeccabile di Stefano Dal Santo, le finte poi con rovescio, pallina sotto la traversa, gol, niente da fare per Giulio Checchetto. E allora adesso siamo 4-3 quando manca 1:35 al termine. Valdagno con Re Fosco, non riesce a servire Nizzero, riparte ora Stefano Dal Santo ancora, serve Dalla Valle, Lo Guercio per Dalla Valle, ancora Puzzo, adesso Stefano Dal Santo, Dalla Valle,
Pozzo, poi il Loguercio. Ultimo giro di lancette qui al Palalido di Valdagno con il Montecchio avanti +3 sulla formazione di casa. Adesso ancora al Loguercio a tenere pallina, poi a servire Stefano Dal Santo, deve andare alla conclusione, la deviazione, pallina alta di un nulla, e allora adesso è Mattia Cocco per Marco Nizzero quando mancano 30 secondi. Il tiro, la deviazione di Stefano Dal Santo, che poi va ad esultare con la propria panchina. Prova Refosco ma non riesce a passare in mezzo a due. Adesso Pasquale, la conclusione, pallina alta di un nulla, ancora Refosco per Pasquale, ancora la conclusione, pallina bassa che però non trova nessuno. E adesso il palo di Marco Nizzero a 10 secondi dal termine, con la partita che finisce così. Valdagno preferisce non continuare a giocare e allora il Montecchio Brecalcino si impone in casa del Valdagno per 5-2. Una grandissima prova dei ragazzi di Croradore Michele, le reti di Croradore Thomas, Pozzato Nicola, Stefano Dal Santo e Dalla Valle Andrea condannano il Valdagno. Per la formazione di Dario Rigo sono inutili le reti di Enea Pasquale e Mattia Cocco. Dunque questa nona giornata al Palalido di Valdagno si conclude con una vittoria meritata della formazione ospite.